La Caritas Crema e la pastorale giovanile della diocesi della nostra città si stanno attivando già da parecchio tempo per dare il via anche quest'anno al progetto Giovani on the Road, questo progetto che porterà i giovani del territorio cremasco in campi estivi organizzati all'estero ma anche in Italia, quindi una sorta di campi estivi di volontariato. E parliamo oggi della iniziativa con Fabrizio Motta, referente area mondialità della Caritas Crema, che è gradito ospite ai nostri microfoni. Ciao Fabrizio e grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti e grazie a voi per l'invito. Ecco Fabrizio, ormai sono parecchi anni che voi proponete questi campi estivi. Avete iniziato già nel 2004, perché questa esperienza nasce? Allora, questa esperienza nasce appunto per dare la possibilità ai ragazzi di vivere un'esperienza di volontariato un po' al di fuori dei propri confini o della propria quotidianità. Abbiamo scelto l'area balcanica perché appunto con la fine della guerra nei Balcani degli anni 90 un gruppo di volontari cremaschi si è reso disponibile per aiutare la popolazione ad uscire dalla povertà appunto che la guerra aveva lasciato, e ci siamo resi conto che oltre alla povertà materiale c'era molto bisogno anche di un supporto, di un aiuto nei confronti dei bambini, dei giovani. Perciò abbiamo deciso di impegnarci con alcuni giovani del nostro territorio per aiutare anche questa fascia di popolazione tramite giochi, laboratori, divertimenti, un po' anche per distrarre dalla quotidianità che era contraddistinta dalla guerra fino appunto a quegli anni. Ecco, senti Fabrizio, quindi è una sorta, se vogliamo, di arricchimento reciproco tra voi e i ragazzi che andrete ad aiutare? Assolutamente sì, anche perché i ragazzi, diciamo nostri, quando rientrano dall'esperienza sono sempre loro che dicono che si portano a casa molto più di quello che si sentono di aver dato, perché comunque le persone che si incontrano lasciano molto con racconti, con sorrisi, con abbracci, hanno più la voglia di stare insieme, di poter appunto assorbire tutto quello che noi riusciamo a darli durante queste 2 settimane di campo. E quindi un grande arricchimento personale. Ecco Fabrizio, voi in questo periodo peraltro avete illustrato il progetto agli studenti delle classi quarta e quinta degli istituti superiori della città del territorio, vero? Esatto. Da gennaio a marzo in un gruppo di volontari che l'anno scorso hanno vissuto l'esperienza dei campi sono passati nelle classi quarte e quinte degli istituti superiori appunto raccontando la loro esperienza che hanno vissuto l'anno scorso, raccontando appunto proprio le giornate, quello che hanno provato e così li ha spinti a partire per riuscire a coinvolgere, fare interessare anche altri giovani, loro coetanei a questa esperienza. Ecco Fabrizio, ma per quanto attiene invece la tua esperienza personale, cosa ci vuoi dire? Allora, io sono partito per la prima volta nel 2006, quando stavo facendo l'anno di servizio civile appunto presso la Caritas diocesana e c'era la possibilità durante l'estate di svolgere un servizio in Kosovo. Da lì sono partito un po' perché mi incuriosiva l'esperienza, mi aveva incuriosito il racconto appunto dei volontari che c'erano già stati e perciò ho deciso di provare questa esperienza, e queste 2 settimane sono state davvero fondamentali perché appunto mi hanno fatto capire molte cose, mi hanno fatto comunque decidere sulla mia vita universitaria. Infatti dopo quell'esperienza mi sono iscritto a Scienze ed Educazione e col passare degli anni è diventato appunto anche il mio lavoro. Infatti ad oggi mi occupo appunto di organizzare queste esperienze anche per altri giovani nella speranza che possano vivere quello che io ho vissuto nel 2006 durante il campo in Kosovo. E quindi Fabrizio, ricordiamo velocemente le mete di quest'anno del progetto, che sono ancora l'Albania, grazie alla collaborazione con la Caritas locale e i frati francescani che ospiteranno appunto i volontari, i nostri volontari presso le loro strutture e in Italia presso la diocesi di Locri Gerace in Calabria, sempre questo in collaborazione con la Caritas e la pastorale giovanile locale. Ma Fabrizio, quindi i giovani che aderiranno a questo progetto anche quest'anno dovranno seguire un corso specifico prima di partire, vero? Esatto, prima della partenza i ragazzi sono impegnati in 6 momenti che appunto
sono i 6 incontri di informazione che li aiuteranno a partire preparati verso questa esperienza. Ecco, ricordiamo che i ragazzi che decidono di partire per questa esperienza, per quanto riguarda l'Albania, devono essere nell'anno della maggiore età, perciò nati nel 1997, mentre per i ragazzi che decidono di partire per la Calabria è necessario avere i 16 anni. E da ultimo, Fabrizio, per tutti quei giovani che fossero all'ascolto e volessero ricevere ulteriori, maggiori informazioni su questa iniziativa, su questo progetto, a chi devono rivolgersi? Allora, possono visitare il sito www.caritascrema.it o www.pgcrema.it o scrivere all'indirizzo mail mondialita, che è mondialità senza l'accento, @caritascrema.it, o ci trovano su Facebook sulla pagina Giovani on the Road. Quindi ringraziamo Fabrizio Motta e ricordiamo il referente area mondialità della Caritas Crema, che è stato gradito ospite oggi ai nostri microfoni. Grazie ancora Fabrizio, un in bocca al lupo per questa estate e viva il progetto Giovani on the Road. Grazie, crepi il lupo e buona giornata.